Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti a tutti, grazie di essere qui con noi oggi a questo evento importante per il territorio organizzato dalla Regione Veneto insieme a Fondazione Cortina. Mancano 938 giorni, il 6 febbraio del 2026 sarà il giorno d'inizio dei Giochi Olimpici e abbiamo 938 giorni per fare delle cose importanti e fondamentali per il territorio e siamo qui per conoscerle perché la Regione Veneto ha creato un programma proprio per affrontare questo cammino che porterà tutto il territorio del Bellunese verso i Giochi in modo da capitalizzare un evento che sappiamo tutti perché vedendo le persone presenti in sala sappiamo tutti l'importanza di un evento e quanto sia fondamentale riuscire a capitalizzarlo coinvolgendo tutti quanti. I Giochi Olimpici invernali sono un evento fra i più importanti al mondo dopo i mondiali di calcio, le Olimpiadi estive. L'Olimpiadi invernale porta dei numeri straordinari di visibilità e la Regione Veneto vuole fare in modo che questo territorio che questo evento serva al territorio per crescere, per dare un'accelerazione a tutte delle attività e delle sinergie che probabilmente senza un evento di questa portata non riusciremmo a portare a casa. Quindi siamo qui per conoscere il progetto di Veneto in Action e per capire l'effetto moltiplicatore che può generare un evento di questo tipo. L'obiettivo più importante della Regione è quello che dopo l'evento il territorio del Bellunese diventi il primo hub per inclusività e accessibilità e direi che già solo in questo unico e grande obiettivo c'è tanto da fare e come abbiamo detto il tempo non è tantissimo, ma cercheremo tutti quanti gli attori coinvolti di fare ognuno quella piccola parte coordinata dalla Regione. Iniziamo prima ringraziando le istituzioni presenti in sala che hanno lavorato in sinergia proprio con Regione Veneto e con Fondazione Cortina per fare in modo di essere qui oggi, per parlare di Veneto in Action e raccontare questo progetto. E poi in primis iniziamo con i saluti ed è qui al mio fianco, chiediamo di girarsi verso il pubblico, il sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin, che ringrazio non solo per l'ospitalità, ma a chi è che capita? A quale territorio capita di avere il sindaco del capoluogo di provincia che ha fatto 6 giochi olimpici paralimpici, ha vinto 2 medaglie d'oro, 4 di bronzo, quindi coinvolto all'interno delle Olimpiadi non solo in quanto sindaco di Belluno, ma anche in quanto ex atleta profondo conoscitore delle Olimpiadi e della Paralimpiade. Grazie. Autorità, gentili ospiti, buon pomeriggio a tutti. È un piacere ritrovarsi qui in questo teatro a parlare di sport, ma soprattutto di sviluppo di un territorio attraverso questi eventi che sono il nostro faro. Dobbiamo arrivare a quella meta sicuramente avendo migliorato il nostro territorio. Ringrazio la Regione per aver voluto portare qui a Belluno l'esposizione di questo progetto e soprattutto le fasi che poi andranno calate su tutto il territorio. E questo è una grande opportunità e un inizio di fare squadra, perché se riusciamo a fare squadra, anche se siamo, come ce lo diciamo sempre, in ritardo, possiamo sicuramente fare delle azioni migliori. Io credo che Olimpiadi e Paralimpiadi del 26 siano una grande opportunità per il nostro territorio e questa grande opportunità dobbiamo saperla cogliere. Dobbiamo saperla cogliere perché dobbiamo lavorare insieme per far crescere questo nostro territorio. Dobbiamo anche diffondere questo verbo olimpico e paralimpico in tutto il territorio, quindi coinvolgerlo, perché se Cortina ha la sede degli eventi quindi che verranno vissuti dagli atleti, io credo che tutto il territorio deve aiutare Cortina a trasmettere questi valori, a coinvolgere queste persone che così vanno a costruire un territorio per far sì che tutti insieme possiamo contribuire a far vedere che siamo una provincia unita, che possiamo migliorare i servizi, la fruibilità di un territorio, perché no l'impiantistica sportiva, perché no la fruibilità alberghiera, quindi arrivare a avere un territorio che possa essere fruibile a tutti. Io credo che questo sia un grande obiettivo che tutti insieme dobbiamo porci, anche perché poi il beneficio economico che deriva da questi grandi eventi, se è condiviso da tutto il territorio, perché riusciamo a coinvolgerlo e a portare delle azioni anche fuori da Cortina, io credo che il beneficio sarà ancora di più e sarà bello impegnarsi per far sì che questo avvenga. Il Comune di Belluno, anche grazie alle mie esperienze, si è già mosso in questo ambito, ha già presentato un progetto alla Fondazione Milano Cortina e Cortina e anche in Regione. Stiamo lavorando
ormai da mesi su un tavolo di concertazione, perché vogliamo far capire soprattutto che siamo un territorio unito, sullo sport almeno, su quello che possiamo mettere a terra, e se un progetto viene condiviso è più facile dopo trovare anche il sostegno finanziario poi per metterlo a terra, perché dobbiamo imparare dallo sport a fare squadra e essere uniti su un'idea comune. Noi ci crediamo che sia una grande opportunità. Gli attori all'interno di questo tavolo sono i comuni, sono le associazioni di categoria, tutti i portatori di interesse, e vediamo che ogni convocazione sempre tante persone, comuni e enti, chiedono di entrare in questo tavolo. Io credo che questo sia un buon inizio di lavoro e già dall'autunno inizierà questo calendario che porterà a terra nel 24, nel 25 tutte queste azioni che porteranno soprattutto, io dico, a coinvolgere i giovani, perché dobbiamo coinvolgere i giovani, le scuole, diffondere i verbi olimpici e paralimpici, ma dobbiamo anche costruire eventi sportivi e culturali, dobbiamo anche portare confronti con campioni, sviluppare questi valori importanti e soprattutto anche poi tenere l'occhio sul territorio, come ho detto prima. Ecco, noi ci siamo, adesso ascoltiamo tutti insieme le azioni proposte da questo progetto regionale e siamo assolutamente disponibili, e non vedo come non può essere, disponibili a collaborare, a mettersi a un tavolo ancora più ampio e cercare veramente di mettere a terra in concreto le cose, perché si diceva anche prima col sindaco di Cortina, sono belli questi tavoli di lavoro e guai mancassero, però poi alla fine dopo il tavolo di lavoro ci vuole anche la volontà, l'impegno delle persone a mettere in concreto quello che si è discusso, quindi io credo che ci siano tutti questi ingredienti e quindi buon lavoro a tutti e grazie ancora alla Regione di essere qui a Belluno a proporre questo progetto. Grazie. Grazie Oscar, se vuoi rimanere qui con noi, così poi piano piano facciamo una foto tutti insieme. A questo punto passerei la parola a Gianluca Lorenzi, sindaco di Cortina, che ospita le Olimpiadi per la seconda volta, 1956, prima diretta televisiva, grazie alla RAI, adesso i numeri sono un po' cambiati. L'ultima Olimpiade parliamo di 2 miliardi di telespettatori e 3,2 miliardi di interazioni sul web, quindi diciamo Cortina sarà al centro di un qualcosa veramente di straordinario. Assolutamente sì. Beh, innanzitutto approfitto per ringraziare tanto la Regione Veneto per l'iniziativa e tutte le autorità politiche e militari che sono intervenute oggi e naturalmente il caro amico Oscar. Cortina sì, 56, 2026, io nel 56 non c'ero, quindi diciamo comunque un'operazione ambiziosa che però non deve essere solo circoscritta a Cortina. Come giustamente diceva Oscar, è un'operazione della provincia di Belluno, è un'operazione della Regione Veneto e devo dire che io questo l'ho vissuto in questo anno di amministrazione con una grandissima collaborazione della Regione Veneto e anche da Oscar, ma soprattutto della Regione Veneto, che si è fatta in 4 per mettere l'amministrazione di Cortina nelle condizioni di essere operativa. E questo va riconosciuto dal punto di vista della volontà di far squadra, i risultati si vedranno, i progetti sono ambiziosi, però quello che ci tengo a sottolineare è che al di là della parte politica è fondamentale la parte imprenditoriale. Io penso che la politica debba mettersi, non dico a servizio o comunque in collaborazione, perché poi quello che noi vediamo sul territorio, sì le amministrazioni lo fanno, ma la concretezza la dà il privato. Quindi dobbiamo mettere il privato nelle condizioni di poter operare e avere servizi che poi lascino la vera eredità di un territorio. Perché le Olimpiadi sono due mesi, diciamo 60 giorni di fatto, però quello che secondo me, ed è quel tema che abbiamo sempre discusso sui tavoli, è quello che sarà l'eredità che lasceremo dopo. Giustamente Oscar dice l'inclusività, è l'obiettivo fondamentale. Una provincia, e io parlo poi di Cortina, aperta a 360 gradi, senza barriere, è utopistico in così breve tempo, ma deve essere la strada da percorrere. Ma soprattutto, secondo me, quello che dobbiamo fare è anche una cultura, che è forse la cosa più importante per far capire l'approccio dal punto di vista dell'inclusività. Perché io ho operato nel turismo per tanti anni e vedevo che bastava più un sorriso e la volontà di fare tante cose che avere una camera per disabili. Quindi è questo, secondo l'approccio, che deve avere una provincia, quindi un sistema di una mentalità di inclusività, ma anche diciamo supporto a un prodotto turistico che fa molto di più di 100.000 opere. Io penso che tra fine di quest'anno e il prossimo anno tante cose partiranno. Oggi
diciamo, non riusciamo ancora a trasmettere perché le opere non ci sono, ma parlavo prima con gli assessori regionali, con Maurizio. Il fatto di far partire le opere è l'ossigeno perché tutti si rendano conto che effettivamente si sta lavorando. Le amministrazioni sono degli elefanti, ce ne rendiamo conto, non è la volontà nostra, ma è un sistema che purtroppo è imbrigliato in delle leggi che tante volte invece di accelerare rallentano un po'. Però sono anche convinto che l'amministrazione poi una volta partita va all'obiettivo, niente la blocca, perché comunque siamo composti da persone estremamente operative e che ognuno per il suo comparto sta facendo un ottimo lavoro. Devo dire anche con Sua Eccellenza il Prefetto, su tutta la parte sicurezza stiamo lavorando assiduamente, nulla è lasciato al caso. Vogliamo fare un'eccellenza, perché è l'eccellenza dell'Italia, l'eccellenza della Regione Veneto e l'eccellenza della provincia di Belluno, non vogliamo fare bella brutta figura e quindi stiamo lavorando assiduamente e sono convinto che sarà un successo. Buona giornata. Adesso vi siete praticamente passati la palla a vicenda, perché Oscar ha parlato del sindaco di Cortina, il sindaco di Cortina ha parlato della provincia di Belluno, quindi chiamerei qui con me il presidente della provincia, Roberto Padrin. Abbiamo parlato di inclusività, accessibilità, sostenibilità e soprattutto di un progetto che punta a non essere cortina-centrico, ma che vuole essere del bellunese. Buonasera a tutti e grazie dell'invito a questo incontro. Vi dico che è la prima volta che mi sento un po' in difficoltà perché i miei sogni veramente vorrei si realizzassero. I sogni di quel 26 giugno 2019 dove la Regione, che ringrazio ancora, mi invitò a partecipare a quella giornata dove a Losanna vennero assegnate a Cortina e Milano le Olimpiadi 2026. Fu una giornata indimenticabile che penso forse sia una delle più belle che ho vissuto nella mia vita amministrativa per emozione e intensità. Però poi a 4 anni di distanza, perché ormai siamo a 4 anni di distanza, il mio sogno è quello veramente di dire partiamo con il punto esclamativo. Perché questo territorio ha bisogno, lo ha detto chiaramente Gianluca, di entusiasmo, e l'entusiasmo lo possiamo trovare quando vediamo che qualcosa comincia a concretizzarsi e quindi dobbiamo veramente adesso accelerare perché non c'è più veramente tempo da perdere né nelle opere dove per alcune penso arriveremo anche oltre il limite olimpico, ma anche per le iniziative. E io sono felice perché Gianluca l'ha sempre detto che queste non sono le Olimpiadi di Cortina, ma sono dell'intero territorio provinciale. Quindi noi siamo pronti a fare la nostra parte, l'abbiamo fatta insieme alla Regione e al Comune quando abbiamo deciso di costituire la Fondazione Cortina, che è stato il primo tassello fondamentale per dare una struttura all'organizzazione degli eventi più importanti che si tenevano su Cortina. Ora però dobbiamo dargli ossigeno, fiato e iniziative e proposte concrete da mettere sul territorio, perché questa deve essere veramente concretamente un'opportunità, ma non lo possiamo limitare alle parole. Ora dobbiamo andare ai fatti e quindi cominciamo a parlarne. Io lo sapete, mi piacerebbe vedere qualche immagine che parla di Olimpiadi e quindi spero che prima o poi ci autorizzeranno a mettere fuori che questa è la provincia olimpica per il 2026, questo è un altro sogno che mi auguro si possa concretizzare presto, e condividere tante iniziative. C'è tanto da fare, purtroppo siamo, ripeto, in ritardo dal punto di vista infrastrutturale, ma sono convinto, come dice Gianluca, che noi siamo persone valide, brave, in gamba e quindi avremo la capacità e la forza tutti insieme, e ripeto, condivido pienamente il ragionamento che ha fatto prima Oscar, di fare sinergia squadra. Questa è una grande opportunità di dimostrare a tutti che questa provincia è unita in un obiettivo comune che è quello olimpico, ma soprattutto l'obiettivo, al di là dell'organizzazione dell'evento, è la preparazione all'evento. Ma siccome ormai cominciano a essere 2 anni e poco più per arrivarci, non abbiamo più tempo veramente da perdere. Quindi io ci sono, la provincia di Belluno c'è, dà la sua piena disponibilità a contribuire, a presentare proposte e anche a tirar fuori qualche soldino, che è fondamentale, per mettere a terra questi eventi che devono far sì che le Olimpiadi 2026 rimanga indimenticabile per noi che la vivremo, spero, ma soprattutto che abbia delle ricadute poi negli anni successivi, perché questo è il grande altro obiettivo, creare degli eventi e delle infrastrutture legate alla legacy e sostenibilità che sono il cuore della nostra candidatura, perché se abbiamo vinto contro Stoccolma l'abbiamo vinto anche perché siamo stati bravi a presentare una candidatura sostenibile
sotto tutti i punti di vista, e anche per quello siamo riusciti a ottenere l'assegnazione delle Olimpiadi. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie al Presidente della Provincia. Inviterei qui con me il prefetto di Belluno, Mario Savassano. Buonasera. Ecco a lei il microfono. Come diceva il sindaco di Cortina, siete già al lavoro su diversi fronti, perché organizzare un evento di questa portata è un impegno. Buonasera a tutti, ringrazio la Regione di questa opportunità, saluto le autorità presenti. Un importante incontro di confronto, di condivisione, di messa a terra, lo dicevamo stamattina e nei giorni scorsi, di una serie di progetti. Il tavolo prefettizio è a disposizione, e come lo è stato nei mesi scorsi. Stiamo lavorando, ecco, vorrei dire che a tutti stiamo lavorando da mesi e con grande sinergia e comunione di intenti. La parte mia ovviamente è quella prevalentemente della sicurezza, e quindi parlo anche a nome di tutte le forze di polizia. Noi vogliamo che si riesca a coniugare la efficienza e la legalità, quindi la speditezza della realizzazione delle opere. Abbiamo la necessità di realizzare opere, infrastrutture che forse il territorio bellunese richiedeva, ne aveva bisogno da decenni, con il rispetto della legalità. Vogliamo giochi olimpici e paralimpici sicuri. Ecco perché abbiamo deciso di rafforzare gli strumenti di prevenzione, quelli per esempio che sono stati messi in campo con successo anche per i mondiali di sci del 2021. Vi dico per esempio che il 6 giugno, quindi pochi giorni fa, con il presidente dell'ANAS abbiamo sottoscritto, essendo partiti 3 cantieri della Valle del Boite, le 3 varianti di Tai, di Valle e di San Vito, un protocollo di legalità, protocollo che, mettendoci a disposizione da parte di ANAS e di tutte le aziende della filiera interessata alla realizzazione delle opere una banca dati, ci consentirà di avere per esempio la fotografia settimanale dei cantieri, e quindi sapremo quali imprese lavorano, quanti operai, da dove vengono, i mezzi. Faremo gli accessi ispettivi, accessi insieme all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, che non andranno ad aggravare o a ritardare i tempi di realizzazione delle opere, ma devono consentirci di verificare che le regole della concorrenza, dell'economia siano rispettate. Sappiamo che gli ingenti finanziamenti, stanziamenti per i Giochi Olimpici, così come quelli in atto per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, potrebbero costituire un'occasione unica per le consorterie criminali, no? Da sempre interessate ad inserirsi nel tessuto economico legale, ed è il nostro compito presidiare. L'ultimo concetto che voglio sottolineare è che non è possibile lasciare però questo presidio soltanto alle forze di polizia. Noi faremo la nostra parte, ma abbiamo la necessità di essere aiutati dalla comunità civile, e quindi dagli amministratori locali, dai liberi professionisti, dalle associazioni di categoria, e quindi chiedo a tutti di innalzare la soglia di attenzione, essere vigili, chiedo a tutti di diventare sentinelle sul territorio, antenne della legalità, segnalando prontamente ogni situazione di anomalia, di irregolarità, di sospetto, per consentirci di poter intervenire garantendo la piena legalità e sicurezza di un evento straordinario come sono i Giochi Olimpici invernali. Grazie. Grazie, buon lavoro. E adesso in chiusura chiamo qui con me in rappresentanza della Regione Veneto l'assessore all'ambiente e protezione civile Giampaolo Bottacin. Buonasera, ben ritrovato. Allora grazie, i ringraziamenti sono arrivati da tutti per aver portato sul territorio Veneto in Action. Direi che già il nome ci fa capire che siete consapevoli che abbiamo bisogno di azione, di fare. Beh sì, assolutamente. Intanto buonasera a tutti, e porto il saluto anche del Presidente Zaia, che è impegnato a Roma e quindi non poteva essere qui oggi, anche se ci avrebbe tenuto molto. Che è quella persona che qualche anno fa, anche se qualcuno magari diceva un po' ma
hanno presentato un dossier così per finta, e in realtà con la sua caparbietà e determinazione ha presentato un dossier credibile, tant'è che i competitor, perché dobbiamo anche ricordarci sempre da dove siamo partiti, i competitor non erano mica dei competitor così innocui o che avevano presentato per caso, soprattutto Stoccolma aveva presentato il suo dossier, era assolutamente tarato in maniera importante anche sui concetti della sostenibilità. E noi siamo riusciti, con la presentazione fatta direttamente proprio dal Presidente Zaia di quel dossier, a acquisire quella credibilità che poi ha portato a scegliere questo territorio per le Olimpiadi. Non è stato un percorso semplice già allora, però se siamo partiti così, fra virgolette, un po' in salita, poi dopo abbiamo visto tutto quello che ci sta dietro. Miliardi di persone assisteranno all'evento nel 2026, quindi miliardi di persone vedranno le più belle montagne del mondo che sono qui e non sono delocalizzabili. Quindi noi abbiamo un'opportunità straordinaria, importanti istituti universitari calcolano in più di 1,5 miliardi la ricaduta in termini di PIL sul territorio, quindi è un'occasione straordinaria. Si parla di montagna, di spopolamento, di tutti questi aspetti, qui abbiamo un'occasione d'oro, dobbiamo sfruttarla. Quando dico dobbiamo, lo dico anche da bellunese, non da amministratore regionale, cioè è un'occasione di tutto il territorio della provincia di Belluno, ma direi di tutto il Veneto, che va sfruttato al massimo nell'ottica della sostenibilità. E ricordo che l'Agenda 2030 parla di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, quindi è un'opportunità grandissima. Io devo ringraziare le strutture della Regione perché si sono messe in moto subito, fin da subito, e adesso sono stati costituiti, ma poi ne parlerà il dottor Gasperini, una decina di tavoli tematici che affronteranno i vari temi con la possibilità, io mi auguro che ci sia colta l'opportunità di partecipare a queste progettualità proponendo idee, proponendo iniziative, e su questo è importante la parte pubblica, ma condivido quello che ha detto il sindaco di Cortina, anche la parte privata, e puntiamo a quell'obiettivo, cioè noi siamo il paese, qui il Presidente della provincia ha detto siamo in ritardo, siamo il paese che dopo il crollo del Ponte Morandi ha dovuto fare una legge di una riga dicendo si va in deroga a tutte le leggi dello Stato. Forse qualche legge andrebbe cambiata, però io vedo il bicchiere mezzo pieno e quindi se c'è la volontà si possono raggiungere gli obiettivi. Ricordo a tutti che questo territorio è il territorio di Vaia, quel territorio che nel giro di 3 anni ha messo a terra 1 miliardo di euro di opere. E quindi qui abbiamo veramente l'opportunità e le capacità, se vogliamo, di fare una filiera, di lavorare tutti insieme e di promuovere non solo il territorio, non solo il turismo, ma le attività manifatturiere, i prodotti tipici del territorio, insomma il territorio a 360 gradi, da cui deriva poi 1,5 miliardi di euro di PIL in crescita. Quindi insomma un'opportunità assolutamente straordinaria da cogliere. Mi auguro che da qui in avanti ci sia, come dire, un moltiplicarsi di iniziative, perché veramente ne va del nostro futuro e questa occasione non possiamo perderla. Grazie. Grazie per questi interventi e saluti istituzionali. Passiamo adesso finalmente al racconto di Veneto in Action e inviterei a salire sul palco insieme a me il dottor Gasparin, segretario generale della programmazione di Regione Veneto, con Ilenia Cescon, coordinamento per i giochi del 2026, in modo che possiate accomodarvi e presentare il progetto. Eccoci, arrivo anch'io. Autorità civili e militari, mi sentite? Pronto? Buonasera a tutti, autorità civili e militari e a tutti tutto il pubblico che ha voluto partecipare a questo importante evento. Il tema Milano-Cortina. Lo ha ricordato bene l'assessore Giampaolo Butacin e tutto nasce da una idea che è stata rappresentata dal Presidente Zaia. E alla fine di questo percorso, dell'esperienza maturata, anch'io raccoglierò qualche memoria. Mi ricordo una telefonata che il Presidente Zaia mi ha fatto un venerdì sera, mentre stavo facendo la spesa
e dobbiamo lavorare per presentare un dossier di candidatura entro 30 giorni. Allora le candidature erano anche a livello nazionale contrapposte, il Veneto aveva la sua candidatura, Milano aveva la propria candidatura e Torino aveva un'altra candidatura. Abbiamo fatto sintesi e il sistema paese ha proposto a livello mondiale un progetto, un dossier di candidatura che è stato ritenuto meritevole di un riconoscimento così importante. Il tema Milano-Cortina però ha una complessità di intervento in una logica nella quale a livello nazionale, con norma nazionale, è stata definita l'articolazione di una governance. Dobbiamo sempre ricordare che tutta la partita di gestione, di messa a terra di questo programma che ci porterà all'organizzazione dell'evento prevede un soggetto giuridico che è la Fondazione Milano-Cortina, riconosciuto appunto con legge nazionale, una società infrastrutture che ha il compito di mettere a terra opere sportive e infrastrutture. Poi ovviamente accanto a questo le regioni si sono organizzate per supportare la propria attività, l'attività anche di questi organismi costituiti a livello nazionale con l'organizzazione di soggetti territoriali, nel caso specifico ovviamente nel Veneto della Fondazione Cortina. In questo momento il ruolo degli enti territoriali è un ruolo fondamentale di supporto anche a Fondazione Milano Cortina e alla società infrastrutture per poter mettere a terra, non senza difficoltà, un programma di intervento in grado di garantire la realizzazione delle opere, ma anche la valorizzazione dei territori. È un evento che ha un'evidenza a livello nazionale e a livello regionale, ma avrà una ricaduta nel nostro territorio veramente significativa. Oggi per me è stata una giornata importante, ringrazio il prefetto Savastano perché ha accolto l'invito di organizzare un incontro operativo con il comune di Cortina, con la provincia di Belluno, perché la logica di far squadra è fondamentale per superare tutte quelle difficoltà che conseguono all'attuazione di una serie di impegni che anche a livello territoriale ci siamo assunti nei confronti del CIO. Io oggi voglio presentare un programma di attività che la Regione ha pensato, la Giunta regionale l'ha approvato al provvedimento di indirizzo all'architettura sulla quale stiamo lavorando adesso a febbraio del 2020, periodo ricordato con poca serenità nel pieno del Covid. C'è stato un lungo periodo di congelamento di queste iniziative. Abbiamo avviato un percorso coinvolgendo tutte le strutture regionali, io ho tutte le strutture regionali con l'interesse e l'intenzione di definire un programma di iniziative. La ricaduta economica che queste iniziative assume è stata certificata poi da 3 università a livello regionale, l'Università Bocconi di Lombarda, da Ca' Foscari per il Veneto e dalla Sapienza. Questi sono i dati che evidenziano ovviamente l'impatto generato, prospettato di questo volano che andrà ad essere in qualche modo indirizzato in una logica di economia sul territorio e di per sé evidenzia qual è la legacy, il lascito che questo evento mondiale potrà garantire. Questo è un obiettivo che rappresenta ovviamente una leva economica che negli anni successivi dovrà essere ottimizzata, è una legacy che dovrà garantire una logica di inclusività e sostenibilità. È un carattere che viene evidenziato in un percorso riconosciuto ovviamente dal CIO e che dovrà caratterizzare appunto l'evento complessivo mondiale. La logica della collocazione territoriale. Questo è un evento che avrà una collocazione specifica nel comune di Cortina per quanto riguarda la gestione delle venue, cioè le attività sportive, ma dovrà interessare la provincia di Belluno e il sistema territoriale regionale. Questo è un obiettivo fondamentale che sta alla base del programma Veneto in Action. Come abbiamo definito l'architettura? L'architettura è stata definita attraverso ovviamente l'organizzazione su base regionale di una cabina di regia presieduta dal Presidente della Giunta regionale e coordinata dal sottoscritto e che coinvolge tutte le strutture regionali. Abbiamo costituito 10 tavoli regionali che hanno
ovviamente ognuno per il proprio ambito di competenza, la necessità di definire le iniziative, i programmi, le attività, anche confrontandosi col territorio. Ricordo che tutta questa documentazione poi sarà trasmessa a tutti i presenti, a tutti i soggetti che sono stati invitati. Si può mettere più vicino, riesci a metterlo in mezzo, perché abbiamo... Proviamo. Ora posso fare, perché diversamente mi arrangio io, perché questi tavoli regionali, come è ben evidenziato, sono lo sport, il sociale, la cultura, le relazioni internazionali, la formazione, l'istruzione, l'agroalimentare, le attività produttive, il turismo sostenibile e l'ambiente. Noi da più di un anno stiamo lavorando, ripeto, con tutte le attività che all'interno della Regione devono essere definite nell'ambito di questi temi, creando nella programmazione regionale una serie di eventi, un'agenda di eventi che è stata realizzata e avrà come obiettivo fondamentale un elenco di attività che sono state codificate con 2 allegati nel provvedimento che è stato adottato dalla Giunta, l'allegato A che prevede l'individuazione di 100 iniziative regionali e un allegato B che prevede almeno 200 attività complementari che sono il frutto del confronto che le strutture regionali hanno fatto col territorio, quindi con tutti gli stakeholder e con, diciamo, i portatori di interesse diffusi. Questo obiettivo ha definito un quadro generale per cui nell'ambito della programmazione regionale definita c'è un collegamento sistematico al grande evento di Milano Cortina. I piani che sono stati individuati di intervento e di iniziative che sono state realizzate, che saranno realizzate nei prossimi mesi, sono in un continuo aggiornamento, cioè una continua attività di relazione col territorio in grado di poter dare un contributo implementale a questa programmazione. La Legacy di Milano Cortina. L'obiettivo è appunto quello di far crescere il bellunese attraverso i giochi, attraverso lo sviluppo di inclusività, sostenibilità e sport. I vantaggi del territorio turistico inclusivo sono evidenziati da una stagione turistica che sarà più lunga, famiglie che scelgono periodi di bassa stagione, un mercato turistico in espansione, coinvolge 127 ovviamente milioni di persone in Europa, di cui 10 milioni in Italia. Quindi c'è un target importante nell'incremento del fatturato di oltre il 15%. Questo dovrà prevedere questo tipo di approccio dal punto di vista dell'attrazione turistica, soggiorni più lunghi, almeno una vacanza all'anno per almeno 10 giorni. Clienti con capacità di spesa medio-alta. Effetto moltiplicatore perché ogni persona che con disabilità arriva nel nostro territorio può ovviamente deve essere accompagnata da 2-3 persone. Significa ovviamente garantire quel concetto di inclusività che deve essere la vera legacy del nostro territorio, degli investimenti che saranno realizzati. Sì, allora rispetto alla delibera di Veneto in Action e quindi a tutta la ricognizione che Regione Veneto ha portato sui 10 tavoli di lavoro, oggi qui noi vorremmo fare un'aggregazione e parlare di bellunese in modo particolare. Quindi quello che abbiamo provato a fare è stato proprio mettere a terra una strategia che prende da Veneto in Action e va a individuare tutte le azioni che il bellunese diciamo, può accogliere e che sono strategiche per il bellunese. In questo senso abbiamo ipotizzato insomma, come centro della strategia ci fossero 5 punti. Questi 5 punti si sintetizzano in queste 5 slide che adesso vi esponiamo. Allora, innanzitutto diciamo, la vocazione allo sport inclusivo è propria del bellunese. Pensiamo allo sci alpino paralimpico che sarà ospitato ancora in numerose occasioni, ma anche allo sci di fondo che ha insomma, buone prospettive di esserci, il curling paralimpico, lo snowboard paralimpico, che sarà anche appunto disciplina durante le Paralimpiadi del 2026 e il parabob. Un altro punto che diventa fondamentale è l'inclusive living, ovvero tutto l'essere inclusivi a 360 gradi. È la grande sfida che prima veniva anche annunciata nei saluti istituzionali, ovvero quella di essere un hub dell'inclusività, cioè un posto in cui famiglie che hanno insomma dimestichezza con questa tipologia di
persone possano essere accolte a 360 gradi. In questo senso la Regione metterà a terra una serie di iniziative che sono già a programma. Tutte le iniziative che noi adesso vi andiamo ad elencare sono iniziative che Regione Veneto ha già messo nella programmazione regionale e quindi sono già finanziate. In queste iniziative si chiede al territorio di partecipare aderendo a dei bandi che Regione farà oppure anche con attività proprie. In questo senso ci saranno una serie di iniziative che andranno a rendere il trasporto accessibile, a creare prodotti turistici accessibili, quindi tenendo conto delle varie esigenze degli interlocutori, ad adeguare tutti gli esercizi commerciali e le strutture ricettive, per esempio, rimuovere le barriere architettoniche, ma anche nei parchi e nei marciapiedi nelle parti pubbliche. E poi tutta la parte dei siti web, quindi tutti gli strumenti di comunicazione e anche la formazione soprattutto degli operatori, perché noi ci aspettiamo che gli operatori che lavorano sia negli esercizi commerciali, nelle strutture ricettive, negli uffici turistici, siano preparati ad accogliere tutti, perché lo sport è una disciplina e un modo che ci consente di arrivare a tutti e noi vogliamo cavalcare insomma questa via. E ovviamente anche a livello culturale. Tutte queste iniziative saranno presentate proprio nel merito, quindi sia per la parte economica dei bandi, sia per l'esposizione della strategia, a ottobre. A ottobre torneremo nei territori, sia a Cortina che a Belluno, ma poi anche a Verona, con degli eventi ad hoc sul tema dell'accessibilità, ovviamente aperti a tutti. Il terzo punto riguarda l'aumento della pratica sportiva. È un must quando si parla di Olimpiadi e di Paralimpiadi e Fondazione Milano Cortina lo cerca di veicolare e anche attraverso di noi e attraverso Veneto in Action. Quindi il coinvolgimento dei giovani nelle attività sportive invernali, cosa che anche Fondazione Cortina sta portando avanti, degli Open Day dello sport appunto rivolti anche alle persone con disabilità, l'adeguamento degli impianti sportivi, atleti nel bellunese come testimonial, ovviamente che questi sono, insomma, ce ne sono molti e vanno valorizzati come traino per i giovani, e poi attraverso una campagna di prevenzione, per esempio, che il Veneto sta portando avanti, attraverso la direzione prevenzione, che punta a creare a stimolare l'attività motoria, insomma, soprattutto tra i giovani, o comunque a intraprendere uno stile di vita più sano. Abbiamo anche della promozione delle attività ludico-sportive nell'ambito dell'inserimento lavorativo, c'è la nostra direzione sociale che sta portando avanti una serie di bandi e una serie di iniziative rivolte al territorio proprio su questi temi. E poi ci sono ovviamente i bandi che usciranno entro fine anno che riguardano proprio gli istituti scolastici, quindi la formazione tra i giovani, per ampliare all'interno dell'offerta formativa tutto quello che è che può riguardare lo sport, insomma, giornate della gioventù o quant'altro. E infine il coinvolgimento della parte giovanile nelle pratiche sportive durante i test event che ci saranno. L'ultimo punto, il penultimo punto riguarda le Dolomiti Bellunesi, ovviamente come sostenibilità, della sostenibilità, per cui qui abbiamo pensato di raccogliere tutto quello che è per il territorio relativo al patrimonio culturale, naturalistico, pensiamo ai siti UNESCO, ma anche a tutte le altre aree naturali che ci sono nella provincia di Belluno. Qui ci sono anche ovviamente il sostegno ai nuovi prodotti turistici che la nostra strategia della direzione turismo sta cercando di portare avanti, come quello appunto di valorizzare altri aspetti del territorio come la letteratura, la grande guerra, insomma, e molti altri elementi culturali e non. Tutto il lavoro che la direzione turismo sta facendo, cercando di dare uno strumento digitale, quindi tutto il discorso della DMS, per dare un'offerta turistica online, e contiamo di arrivare per il 2026 con elementi anche in questo senso, e la sostenibilità ovviamente nelle produzioni agroalimentari e nei consumi idrici, nella qualità delle acque, anche qui la nostra direzione ambiente sta lavorando intensamente, e poi anche appunto nel contenimento delle emissioni. Abbiamo anche ovviamente tutta la parte di prevenzione rischio idrogeologico che l'assessore Bottacini segue in prima persona, e nel proporre prodotti turistici slow e green, nel senso contatto con l'aria. Questo è anche uno degli elementi che sarà al centro della nuova strategia di brand della DMO.
Ecco, l'ultimo riguarda le Dolomiti come parte attiva, quindi abbiamo pensato alle attività produttive, al trasporto locale transfrontaliero che sarà potenziato attraverso dei progetti che abbiamo in campo, potenziare anche attraverso i distretti produttivi del territorio tutti gli accordi internazionali con i paesi di interesse. La Regione è a disposizione su questo e è diciamo, aperta ad accogliere qualsiasi suggerimento che possa arrivare dal territorio. E poi creare un programma culturale ad hoc che metta in rete tutto quello che c'è da valorizzare nel bellunese, internazionalizzare ovviamente la piccola e media impresa del territorio, partendo dall'occhialeria, ma anche la filiera del legno, insomma tutto quel tessuto imprenditoriale che ne fa parte. Bene, ha fatto riferimento a 100 eventi già programmati. Come ha detto prima la dottoressa Ciasconi, il tema è che questi 100 eventi hanno già una programmazione e un finanziamento dedicato, il che significa che entrano già nella programmazione ordinaria della Regione. Così come i 200 eventi che sono stati allocati nell'ambito di questa programmazione Veneto in Action, che nascono da contributi che sono emersi in un confronto col territorio, sono già parte integrante di un programma operativo che rientra in questo provvedimento adottato dalla Giunta regionale. Ma come può partecipare il territorio? Come ho detto prima, questo è una partita aperta, è un programma di attività inclusivo che prevede nel metodo di lavoro un confronto sistematico con la capacità di raccogliere tutti i contributi che possono emergere dal territorio. Possono proporre ai tavoli, poi daremo dei riferimenti puntuali delle strutture regionali che devono essere gli interlocutori del territorio nella logica di raccogliere le proposte, i soggetti interessati, portatori, ripeto, di interessi diffusi, possono proporre delle attività che siano in linea con i caratteri indicati anche dal CIO, legati un po' in tema all'accessibilità e alla sostenibilità, e i soggetti di riferimento che possono avanzare proposte di coinvolgimento e di inserimento nella programmazione regionale sono i comuni, gli enti e le istituzioni locali, le associazioni di categorie, le associazioni sportive, i consorzi, i distretti, tutti questi soggetti che sono indicati qui. Come fare? Proponendo appunto in maniera dettagliata delle schede puntuali di eventi, di progetti e di iniziative. Saranno poi inserite nel piano strategico di Veneto in Action. L'obiettivo quindi è quello di creare una rete di iniziative territoriali tutte indirizzate a raggiungere in modo coordinato gli stessi obiettivi strategici. Solo in questo modo c'è la possibilità di valorizzare in maniera opportuna ovviamente il territorio provinciale e regionale. Questo è il vero lascito che dovrà essere garantito da un evento mondiale di questo tipo. Ci sono però degli strumenti che potranno essere messi a disposizione dalla Regione Veneto a supporto di queste iniziative che potranno essere formulate dal territorio. Innanzitutto risorse finanziarie che possono essere rilevate dal PNR o dalla programmazione comunitaria, quindi noi stiamo con le strutture regionali mettendo a terra tutta una serie di interventi attraverso bandi di finanziamento in grado di sostenere le proposte che arrivano dal territorio, accanto alla programmazione regionale che è l'elemento, la cornice dentro la quale la programmazione finanziaria regionale trova spazio. Qui non cito esattamente tutte le strutture che sono di riferimento e che potranno essere contattate, le troverete nella documentazione che andremo a veicolare e trasmettere a tutti i presenti. Una sottolineatura sulla Fondazione Cortina che è stata costituita, fortemente voluta dalla Regione, dal Comune e dalla provincia di Belluno. La Fondazione Cortina si è distinta anche in questi mesi per la capacità importante di organizzare eventi sportivi mondiali. La logica però è che questa fondazione diventa un'interfaccia importante tra regione e territorio e dovrà assumere un ruolo non solo quello, sta facendo molto bene, di comitato organizzatore dei giochi, ma dovrà essere anche un punto di riferimento per la Fondazione Milano Cortina, dovrà essere un comitato locale in grado di garantire degli adempimenti che sono in fase di definizione con la Fondazione stessa Milano Cortina. E dovrà supportare anche l'attività della Regione in questo percorso di programmazione e di valorizzazione del programma Veneto in Action.
C'è una logica di squadra che è stata evidenziata prima anche dal prefetto e che è nello spirito di chi deve garantire attraverso l'impegno di tutti un risultato che dovrà essere in linea con l'importanza dell'evento, di un palcoscenico mondiale che potrà garantire una legacy nei prossimi anni straordinaria. I dati finanziari che potranno essere capitalizzati nel territorio, come ho detto prima, sono stati certificati, proposti, elaborati da autorevoli mondi universitari. Ho parlato prima delle 3 università che hanno lavorato in maniera molto puntuale da questo punto di vista, ma senza il rapporto di relazione territoriale in grado di partire dal territorio e supportare anche i soggetti giuridici costituiti a livello nazionale, questo risultato non potrà aver luogo. Se ci saranno poi domande alla fine saremo a disposizione, ma ripeto, vi daremo dei riferimenti puntuali di tutti i nostri rappresentanti delle strutture regionali che dovranno essere in grado di essere interfaccia in maniera articolata e complessa col territorio per raccogliere, strutturare, aggiornare questo programma di attività di valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio regionale. Grazie. Grazie dottor Gasparini, grazie dottoressa Cesconi. Inviterei qui sul palco adesso il presidente di Fondazione Cortina, appena appunto braccio operativo della Regione Veneto per i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026, Stefano Longo, e il direttore marketing, licensing and events di Fondazione Milano Cortina 2026, Nevio De Vidé. Sì. Tempo di fare una foto anche tutti e 3 insieme. Grazie. Prego dall'altra parte. La foto in piedi, seduti. Solo una foto verso, così siete tutti e 3 insieme. Perfetto, grazie. Potete accomodarvi e farei iniziare proprio il presidente della Fondazione Cortina, Stefano Longo. Si è parlato di legacy, di quello che è l'eredità di questi eventi olimpici e paralimpici che possono lasciare al territorio. Quindi chiediamo a lei insomma che cosa significa, che cosa vi aspettate post 2026, soprattutto in termini di inclusività e accessibilità. Come diceva il sindaco Lorenzi, è un cammino che si inizia, non si può pensare in poco tempo di arrivare con tutto organizzato, ma sicuramente si inizia a lavorare e ci sarà un pre e un post 2026. Grazie. Sì, grazie. Buonasera a tutti. Buonasera da parte mia, ma buonasera anche da parte di tutti i colleghi e collaboratori di Fondazione Cortina. Questo lo dico con grande orgoglio, ce ne sono alcuni qui presenti, c'è il direttore generale, ma Fondazione Cortina è fatta da tante persone, da tante professionalità, da tante competenze che nascono da una legacy che c'è già di fatto sul territorio. Fondazione Cortina nasce sull'idea di Fondazione Cortina 2021, ma nasce soprattutto su una grande esperienza territoriale, e quando dico territoriale non mi riferisco più evidentemente solo a Cortina d'Ampezzo, ma nasce su una grande esperienza territoriale che parte da molto indietro. Parte da, per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino, parte dal 1990, parte dal 1993 ininterrottamente con le gare di Coppa del Mondo femminili, ma ha una grandissima esperienza passata anche in molte altre specialità, che vanno dal bob in particolare, ma dall'hockey al curling, al salto. Ce ne sono, diciamo che il mondo bellunese ha saputo negli anni mettere a disposizione della nazione un numero incredibile di atleti, e quindi mi piace dire che la sezione Atleti Azzurri d'Italia di Cortina
e di Belluno è una delle più numerose d'Italia da questo punto di vista. C'è una ragione, perché questa è sempre stata una provincia dedicata allo sport. E c'è una ragione per cui io ritengo che da questo punto di vista ci siano già le basi affinché le Olimpiadi e le Paralimpiadi del 2026 possano essere un successo. Perché questa è una provincia, la regione, ma la provincia in particolare di Belluno, che mette a disposizione risorse e competenze notevoli. Fatta questa premessa, mi piacerebbe un po' enunciare quello che è stato il ragionamento che abbiamo fatto con la Regione Veneto in una riunione del 5 di maggio. Noi avevamo ben chiaro quali fossero i primi due binari per Fondazione Cortina. I primi due binari per Fondazione Cortina, i primi due binari d'azione, sono chiaramente la realizzazione di tutte le gare di Coppa del Mondo nelle varie specialità che si svolgono sul territorio, e devo dirvi che Cortina d'Ampezzo e la provincia di Belluno sono state, lo dico con grande orgoglio, nella stagione 2022-2023 sono state la provincia e la località che ha effettuato più gare di Coppa del Mondo nelle varie specialità al mondo. Quindi parlo di specialità, in particolare lo sci alpino, lo snowboard, ma soprattutto anche quest'anno le gare paralimpiche. Quindi sono state ben 12 le gare che abbiamo organizzato. Non sono pochissime. Il secondo binario, che è quello più impegnativo, certamente, è quello relativo all'organizzazione degli eventi olimpici e paralimpici del 2026, ma anche delle gare preolimpiche del 2025. Il terzo binario è quello che ci è stato, e in effetti il dottor Gasparin ha fatto un chiaro riferimento, e lo ringrazio sotto questo aspetto nella sua presentazione, è il sostegno al territorio e il trasferire al territorio gli effetti positivi di un grande evento. Ora, questo è un incarico molto importante perché ha una valenza sociale ed economica non di poco conto, e quindi lo facciamo con ancora più attenzione rispetto a quando noi organizziamo una gara di Coppa del Mondo. Oggi non voglio dire che Cortina d'Ampezzo organizzi una gara di Coppa del Mondo di sci alpino con la mano sinistra, però poco ci manca, perché abbiamo un sistema ormai tremendamente rodato, persone di grande qualità, di grande professionalità. Ci sono addirittura, mi piace dirlo, direttori di pista e direttori di gara che sono, non familiarmente evidentemente, ma alla terza generazione. Cioè sono figure che traggono l'esperienza da figure cosiddettamente senatoriali, ma che hanno saputo trasferire le grandi competenze nella realizzazione di gare di Coppa del Mondo a questi giovani ragazzi che oggi sono i nostri dirigenti di pista e i dirigenti di gara. Tutti molto giovani, e questo è un punto molto importante perché sono una garanzia per il futuro. Dal punto di vista delle gare che noi organizzeremo durante il periodo 2023-2024, ci saranno anche alcune novità. Ovviamente alle gare di sci alpino di Coppa del Mondo femminile, che abbiamo spostato alla fine di gennaio per non avere la concorrenza di Kitzbühel, si uniscono subito dopo di nuovo gare di Coppa del Mondo paralimpiche. Questo è molto importante perché Cortina vuole diventare un hub internazionale dell'inclusività, ma attraverso delle azioni concrete, che sono effettivamente l'organizzazione delle gare, ma l'organizzazione delle gare non sono soltanto le attività e le azioni che si svolgono in pista. L'organizzazione delle gare sono, per quanto riguarda la parte paralimpica in particolare e soprattutto, sono tutte le azioni che noi dobbiamo mettere in atto, che il sistema provinciale di Cortina deve mettere in atto per rendere di qualità
queste gare e creare un contesto di assoluta accettazione e di buon giudizio internazionale su Cortina e sulla provincia di Belluno. Quando ci è stato proposto nel maggio del 22, durante una cena a Cortina dal presidente della FISIP, di organizzare le finali di Coppa del Mondo paralimpiche di sci alpino, qualche perplessità l'abbiamo avuta. In sala c'è il vicepresidente, l'avvocato Campoccia, che mi è buon testimone, ci siamo guardati in faccia, però io credo che in questi contesti bisogna agire un po' con intraprendenza, quindi anche con il timore magari di sbagliare, ma avevamo una questione temporale che ci veniva incontro. Nel 22 sapevamo di avere 3 anni davanti, 3 stagioni, e non potevamo certo perderla prima. Per cui abbiamo accettato di organizzare le finali di Coppa del Mondo Paralimpiche. È stata una fortuna, a mio parere, perché questo ha mosso il sistema locale, in particolare il mondo degli albergatori, in particolare il mondo degli impiantisti, e si è creato una logica di squadra veramente importante e non indifferente. Vi racconto solo un particolare. C'è talmente una logica specifica che sta dietro alle gare paralimpiche, le gare di sci alpino in particolare, che abbiamo invitato gli operatori sanitari, gli operatori del soccorso, della Polizia di Stato in particolare, che operano nel mondo delle tofane, a seguire un incontro, un corso quasi di preparazione specifica per l'intervento su un soggetto paralimpico che scende da una pista, magari seduto su un seggiolino con un monosci sotto alle proprie alla propria seggiola. Sono azioni ed interventi anche dal punto di vista della sicurezza completamente differenti, e questa è l'esperienza che noi dobbiamo fare e vogliamo fare per il futuro. L'altro punto molto importante che riflette oltre al principio dell'inclusività, e poi vedremo come siamo intervenuti anche per rendere una strategia, che è quella dell'inclusività, un momento di assoluto tatticismo sul territorio. Poi magari nelle slide successive sarò più chiaro. L'altro grande evento su cui siamo molto attenti, e questo è un passaggio importante che ci vede a livello di sistema bellunese, particolarmente alla ribalta, sono le finali di Coppa del Mondo di sci alpinismo. Noi abbiamo cominciato nel 2021 con una finale di una gara di Coppa Italia, l'anno scorso poi con le finali dei campionati italiani, e tendevamo a ottenere una gara di Coppa del Mondo di sci alpinismo. Ci sono state riconosciute le finali di Coppa del Mondo. Questo lo dico con molto orgoglio, perché se da un lato accetto, anche se mi spiace un po', ovviamente, perché un pochino lasciatemelo dire, io sono di parte, no? Evidentemente. Mi dispiace che non siano in provincia di Belluno le gare olimpiche dello sci alpinismo, che per la prima volta si presentano alla ribalta internazionale, si presenteranno nel 2026, però abbiamo anche pensato che quello è un grandissimo evento, un evento importantissimo, ma noi continueremo anche nel futuro con lo sci alpinismo. E abbiamo un territorio, quello della provincia di Belluno, delle Dolomiti bellunesi, straordinariamente bello. Noi che lo conosciamo così bene, qualche volta non ce ne rendiamo conto, ma quando gli ospiti stranieri arrivano in provincia di Belluno, salgono da Venezia verso le Olimpiadi, verso le montagne bellunesi, sono esterrefatti dalla bellezza delle nostre montagne. E quindi una specialità assolutamente sostenibile, rispettosa dell'ambiente, come lo sci alpinismo, secondo me dovrà diventare sempre di più una specialità su cui la nostra provincia si deve cimentare. Io vi darei anche qualche numero
importante a mio parere, che sono quelli che la provincia di Belluno, Cortina, hanno ottenuto grazie alla Coppa del Mondo di sci alpino. In parterre abbiamo avuto circa 8.000 persone, ci sono stati circa 250 media broadcaster accreditati, soprattutto 200 milioni di persone che hanno visto le Dolomiti Bellunesi alla TV. Oltretutto, c'è da dire che, non voglio dirlo ad alta voce, ma lo dico a bassa voce, siamo stati anche abbastanza sempre molto fortunati, perché quando c'è bel tempo la ripresa televisiva delle Dolomiti Bellunesi innevate è qualcosa di stupendo e di impagabile da un punto di vista anche estetico. Tralascio i numeri degli hotel, che sono comunque importanti, sono circa 4.000 persone. Insomma, è un sistema sportivo che sta dando veramente i suoi frutti. Un punto molto importante che riguarda questa slide è il come tatticamente ci siamo organizzati dal punto di vista operativo come Fondazione Cortina. Uno dei principi che ci ha permeato nel primo anno di attività è stato quello di far fare le cose a chi le sa fare e a chi ha le competenze. Da qui la creazione, e noi qui ne nominiamo uno, ma di 3 comitati sportivi specializzati lasciamo stare un attimo lo sci alpino, dove insomma abbiamo avuto e abbiamo tante occasioni per mettere in campo le professionalità delle persone, ma abbiamo realizzato 3 comitati specialistici, uno per quanto riguarda il bob e lo skeleton, lo slittino, un altro, il secondo, per quanto riguarda gli sport paralimpici, e il terzo è il neocostituito pochi mesi fa Comitato Curling. Questo perché? Perché le circa 30 persone, che sono tutti volontari ovviamente, che le compongono, questi 3 comitati, sono delle grandissime risorse e sono coloro che ci accompagneranno dal punto di vista operativo nella realizzazione delle gare preolimpiche e delle gare olimpiche e paralimpiche del 2026. Perché per fare le gare abbiamo bisogno di persone di qualità e di persone competenti, e questa è una provincia che le mette a disposizione. Compito di fondazione è quello di mettere insieme queste persone, farlo lavorare insieme, fare squadra e fare in maniera che un grande gruppo, quando siamo in periodo di Coppa del Mondo di sci alpino, le persone a disposizione di Fondazione Cortina sono 350, di cui 80 alpini. Quindi sono numeri molto importanti ed è necessario quindi che ci sia un forte coordinamento oltre che a una grande competenza. I prossimi progetti in campo. Qui vengo agli aspetti secondo me ancor più concreti che vanno al di là delle gare e rientrano in quel terzo binario a cui facevo riferimento prima, che è quello della legacy sul territorio. Allora, uno dei punti che mi ha soddisfatto di più, uno degli aspetti che mi ha soddisfatto di più durante le finali di Coppa del Mondo Paralimpiche e durante le gare di Coppa del Mondo di sci alpino è stata la presenza degli studenti. Fondazione Cortina ha portato centinaia e centinaia di studenti della provincia di Belluno a vedere le gare di sci alpino e a vedere le gare paralimpiche. Su questo punto mi permetto solo di dare un ringraziamento, ma questo significa fare sistema, alla società Dolomiti Bus, che ha molto contribuito alla presenza di questi studenti. Se Dolomiti Bus non si fosse dichiarata disponibile non li avremmo potuti portare a vedere le gare. Mi è piaciuto soprattutto, mi piace sottolineare la reazione dei giovani studenti, e in particolare me ne ha parlato una professoressa, credo fosse la preside di un istituto di Agordo, che era molto contenta di questa cosa, ha detto abbiamo investito un giorno di scuola in una maniera magnifica. Bene, questi studenti si sono resi conto, vedendo le gare paralimpiche, della intraprendenza degli atleti paralimpici, della intraprendenza e quindi del non porsi dei limiti.
Secondo me questo dal punto di vista educativo è stato un passaggio, mi permetto di dire, di grande successo. La percezione che ho avuto è che la loro presenza, l'essere presenti, gli sia stato veramente utile. È stato utile a loro ed è stato utile anche agli atleti paralimpici che hanno vissuto con grande gioia, secondo me, la presenza di questi giovani studenti. Un altro punto molto importante è che Cortina offre anche localizzazioni che sono già presenti e che possono essere tranquillamente utilizzate con successo da soggetti diversamente abili. La serata di saluto e di festa l'abbiamo fatta alla palestra di Roccia di Cortina, alla 360, dove abbiamo ospitato ben più di 100 atleti e loro accompagnatori, e tutti ci hanno ringraziato per come è stata organizzata quella serata. Avevamo paura, il timore che ci fossero dei problemi dal punto di vista logistico, non ce n'è stato neanche uno. E quindi questo è un altro punto importante. Provando e facendo esperienza, evidentemente si riesce a raggiungere l'obiettivo, che era quello di provare a vedere se siamo in grado di gestire bene un evento così complesso, e credo ci siamo riusciti. Un altro punto molto importante è il progetto Giovani, e questo significa, a mio parere, iniziare ad essere inclusivi, in particolare nei confronti degli sportivi e della testimonianza che loro possono dare sul territorio. Qui non ci sono tutti, ne arriverà anche qualcun altro, sono tutti bellunesi e sono atleti nelle varie specialità, che sono specialità della FISI e specialità paralimpiche della FISIP. L'altro punto di forza, che non è un punto di forza di Fondazione Cortina, Fondazione Cortina ha solo l'opportunità di coordinare un processo legato alla presenza in una provincia di 200.000 abitanti di un sistema volontaristico straordinario. L'altro punto chiave, appunto, è il progetto del volontario dolomitico. Questo significa creare, a mio parere, la giusta cultura sul territorio, e quella cultura e quella preparazione che vedrà queste persone assolutamente protagoniste durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi del 26. Ricordo solo, non lo dice mai nessuno, ma l'Associazione Nazionale Alpini è l'associazione d'arma più numerosa al mondo. Cioè, noi non ci pensiamo, ma questi sono dati di fatto straordinariamente importanti. Sono, se mi consentite la banalità, una forza lavoro straordinaria. Dico forza lavoro perché è gente che lavora veramente. Poi ovviamente non posso dimenticare, anche per mia tradizione, l'Associazione Nazionale Carabinieri. Ho visto anche che sono presenti l'associazione degli ex agenti della Polizia di Stato, quindi c'è un sistema di volontari che è veramente di qualità e molto importante, e su questo noi dobbiamo lavorare per farne uno degli elementi di inclusività del futuro. Bene, io direi che vi ho annoiato forse abbastanza, mi auguro però di essere stato piuttosto chiaro, in particolare sui punti che ci interessano e che sono i punti tattici a cui la Fondazione Cortina si presterà nell'ambito del terzo binario, in assoluto rispetto dei principi stabiliti da Veneto in Action per i prossimi anni. Grazie. Grazie Presidente Longo. Facciamo un cambio di sedia, facciamo accomodare Nevio De Vide, Direttore Marketing Licensing ed Events di Fondazione Milano Cortina 2026. Intanto buonasera a tutti, buonasera alle istituzioni, buonasera al pubblico.
Sono Nevio De Vidè, sono il direttore marketing, licensing and events del comitato organizzatore Milano Cortina. Intanto condividere con voi qual è il mio ruolo. Il mio ruolo è quello di cercare di capire come fare per coinvolgere partner, coinvolgere licenziatari, coinvolgere le persone, coinvolgere gli enti all'interno di questo progetto meraviglioso. Per fare questo non possiamo fare a meno di porre attenzione a come creare empatia e che ci sia empatia con il pubblico. Un altro aspetto importante, siamo anche quelli che cercano di essere i garanti degli obblighi contrattuali assunti nei confronti dei movimenti che ci hanno scelto come territori e come paese. Nel partire mi piace sempre condividere quello che per noi come gruppo di lavoro è il punto fondamentale. Sono cose molto alte, ma cose nelle quali crediamo molto, perché sono l'essenza poi di quello che possiamo fare e di come possiamo farlo. Il primo, cosa rappresentano i giochi? I giochi per noi, per me personalmente, sono la dimostrazione che l'uomo può stare insieme fisicamente, può condividere. Durante i giochi olimpici estivi e l'eccellenza sono 206 bandiere che tengono insieme le persone. Durante i giochi invernali questa cosa è celebrata ovviamente dalle nazioni che hanno o una storia oppure stanno sviluppando le loro attività legate al mondo del freddo. L'altra cosa importante è che un comitato organizzatore è un abilitatore, non è una realtà che produce. 78% delle attività che verranno fatte, non sto parlando delle infrastrutture, ma delle parti di gestione dei giochi, saranno fatte da partner che non danno denari per avere pubblicità, ma per costruire qualcosa. E così è per come fare a portare i giochi in mezzo alle persone. Oggi le ricerche ci dicono che 42 milioni di adulti sono fortemente interessati e attenti a questo progetto. Dopo la pandemia, dopo il Covid, dopo i problemi che ci sono, i giochi rappresentano una speranza. In questa ottica è impossibile fare per tutti e quindi è molto importante porsi in una realtà in cui sei consapevole di dover trovare il modo per far sì che i giochi o questo avvenimento vengano celebrati e vengano partecipati. Torno un attimo sui numeri che conoscete probabilmente tutti, ma che sono molto importanti. Perché? Perché tutti questi numeri, 245 sessioni olimpiche, 115 medaglie, 93 paesi, 3.000 atleti, 59 sessioni paralimpiche, in chiave di comunicazione e promozione significano la frequenza della visibilità che questo progetto dà ai territori nel mondo, a livello globale. E la frequenza in un'attività di comunicazione è molto molto importante. Sempre per condividere il campo base rispetto ai significati per i territori e gli impatti per i territori, abbiamo capito oggi che senza far niente, semplicemente ospitando i giochi, avremo l'attenzione delle 7 delle 10 economie più importanti del mondo. Questo è stato studiato vedendo l'impatto, le discipline che ospitiamo, il numero di medaglie vinte, i paesi partecipanti ai giochi nel passato, le tradizioni sportive, il livello di pratica sportiva all'interno di diversi paesi. Un'attenzione organica che si allarga immediatamente nel momento in cui andiamo a vedere gli atleti che parteciperanno. E gli atleti che parteciperanno saranno rappresentati sono stati rappresentati, per dare un riferimento a Pechino, in 38 casi da nazioni sotto l'equatore. Per quanto riguarda le Paralimpiadi, non le tocco a caso, il programma di acquisto dei diritti televisivi tocca tutti i continenti. Nuova Zelanda, Australia, Sudafrica abbiamo già firmato il contratto, Canada, Brasile abbiamo già firmato i contratti, tutta l'Europa. Quindi tutto il mondo riceverà un'azione di promozione e di comunicazione importantissima. Sempre già oggi dobbiamo avere la consapevolezza di essere parte di qualcosa di molto esteso, che tutti i giorni promuove qualcosa. Questa è la ruota organizzativa che vede impegnati non soltanto i comitati organizzatori, ovviamente i territori, ma tutte le realtà che sono collegate al progetto Giochi. Le federazioni internazionali, le federazioni nazionali, gli atleti, le singole associazioni sportivi, i produttori televisivi, i partner globali. Una ruota che tutti i giorni comunica Milano Cortina nel mondo, già oggi. Cosa vuol dire questo? L'abbiamo detto prima, 2 miliardi, l'abbiamo sentito prima in alcuni numeri, 2 miliardi la cumulative audience di Pechino. Ricordiamo che questi trend sono in crescita, non sono in diminuzione. Il consumo digitale sta aumentando vorticosamente. E io mi pongo sempre questa domanda: se in chiave di comunicazione noi sappiamo che per avere una comunicazione efficace, con una frequenza efficace
sul mercato, raggiungere una persona, dobbiamo spendere 1.000 euro. Il fatto che con una frequenza di questo tipo tocchi 2 miliardi di persone, ma facciamo anche 1 miliardo di persone, per 1.000 euro, che valore di comunicazione e di marketing ha dei territori nel mondo? Che cosa significa tutto questo? La seconda cosa importante che dobbiamo considerare rispetto ai territori o rispetto anche al nostro progetto è poi la vicinanza con territori che tradizionalmente hanno tradizione rispetto alle discipline che ospiteremo. L'Austria, la Francia, la Svizzera, la Slovenia, tutti i territori, la Germania, tutti i territori che rispetto alle nostre montagne, ai nostri luoghi, potranno fruire e beneficiare in giornata in molti casi del fatto che avremo e ospiteremo i Giochi Olimpici, aspetto che per esempio su Torino non è minimamente capitato. Da un'altra parte cerchiamo di monitorare attentamente questo interesse globale, che cosa significa rispetto ai flussi che avremo e quello che emerge rispetto alle diversi siti, che magari questa promozione, questo flusso differisce dall'ordinario. Io faccio l'esempio di Livigno perché lo conosco, ma Livigno ha un turismo che è legato molto ai paesi dell'est. Ma questa promozione non porterà soltanto le persone dei paesi dell'est. Da quello che vediamo nelle ricerche arriveranno giapponesi, arriveranno americani, arriverà un mercato completamente diverso, che ha una modalità di spesa, di fruibilità di un territorio, che ha una curiosità diversa. Gente che verrà in Italia non per stare un giorno, ma per stare una settimana, questo è quello che ci dicono le ricerche, e che quindi non starà sul sito, ma si muoverà, cercherà di capire che cosa succede attorno al sito e soprattutto cercherà di scoprire le bellezze dei nostri territori. Teniamo presente che questa comunità si è mangiata, tra virgolette, una Corea, si è mangiata Sochi, che non so chi c'è stato di voi, ma insomma era una sorta di Liguria ristrutturata completamente, con degli stadi del ghiaccio al centro e gente che non parlava inglese. A Tokyo non è potuto andare quasi nessuno, a Pechino non è andato nessuno. I giochi stanno tornando in Europa dopo tantissimi anni. Tornano a Parigi, bellissima città, tornano sulle nostre montagne. È un'esperienza incredibile, c'è un'attenzione fortissima per tutto questo disegno. Cosa significa? Mi incuriosiscono 2 dati che sono simili. Il caso Torino. Stimolo di una nuova vocazione turistica. Le presenze in città sono aumentate del 65%. Questo è il numero che mi incuriosisce. Mi incuriosisce perché se prendo il caso della British Columbia, i numeri sono uguali. Non dove c'è l'evento, ma nei territori dove avviene l'evento. E quindi c'è questo effetto importantissimo che è sempre tale in comunicazione tra livelli della comunicazione, penetrazione globale e ritorni. Questo è l'effetto giochi, in primis. Allora all'interno di questo effetto giochi ci sono diversi momenti. Noi stiamo ascoltando una cosa meravigliosa, un territorio che si prepara ai giochi, ma che cerca soprattutto di creare consapevolezza presso la gente che i giochi porteranno questo tipo di effetto e che quindi i giochi cominceranno veramente a mostrare il loro volto e la loro natura dopo l'evento. Sempre le ricerche dicono che il risultato organico di incremento del turismo va da un minimo del 9%, 9-12% minimo, e poi a seconda della capacità dei territori di rispondere a questo incremento organico si sale vorticosamente. Tutta l'Australia ha avuto un 10% in più di incremento a seguito dei giochi. L'Australia, non Sydney. Si arriva al 30, al 40%. Milano con l'Expo ha raddoppiato i flussi turistici. È sbocciata perché poi gli eventi hanno quest'altro effetto, cioè che tutti gli enti sono fortemente orientati a fare in modo che le infrastrutture siano capaci di recepire gli impatti e diventa un facilitatore incredibile il fatto di ospitare una manifestazione. Ecco che allora all'interno del territorio ci sono, come dicevo, diversi momenti. Il primo momento è come faccio a far sapere che faccio parte di questa cosa, perché sono fiero di far parte di questa cosa e voglio essere parte integrante. La seconda cosa è come mi sto preparando al dopo giochi, perché è lì il momento in cui ci si gioca veramente, dal mio punto di vista, la partita. Tutto questo deve essere articolato
all'interno di un disegno che deve finanziare i giochi. Non tocco in questo aspetto la parte di infrastrutture perché non riguarda minimamente il comitato organizzatore, anche se il comitato organizzatore con le istituzioni fa parte ovviamente di un tavolo organizzativo. Però i giochi devono mettere tutti gli ingredienti, chiamiamoli soft, cibo, tribune, strade, trasporti, servizi e quant'altro, per fare in modo che gli atleti possano celebrare il mondo e che noi possiamo celebrare il mondo. Come vedete, la situazione è questa, cioè 2/3 delle risorse di cui ha bisogno un progetto giochi si finanziano con attività locali, domestiche. Stiamo parlando, non è un segreto per la fondazione, di un budget di 1,5 miliardi, vuol dire che 1 miliardo di euro deve essere trovato dal comitato organizzatore, reperito attraverso il coinvolgimento. So che state pensando, poveretto, ma fa niente. Questo avviene esclusivamente attraverso il fatto di poter usare al meglio quelli che sono gli asset di questo progetto, che non ha una natura commerciale. Sono partito dal cosa siamo, perché noi siamo tutti guidati dalla Carta Olimpica. E la Carta Olimpica, la seconda riga, dice che le Olimpiadi non sono un progetto commerciale, ma sono un progetto valoriale molto forte e sociale per la creazione di una rete e per la creazione della partecipazione di tutti gli attori coinvolti. E quindi questo si palesa solo ed esclusivamente attraverso gli emblemi, attraverso quello che significano tutto quello che sto dicendo. Questi sono fortemente protetti da 2 aspetti. 1, la legge italiana. 2, le regole che abbiamo ereditato nel momento in cui ci siamo candidati e ci hanno scelto. Ecco che allora, per esempio, sembra strano, ma neanche noi del comitato organizzatore possiamo usare la parola olimpico, perché olimpico è qualcosa di importante. Olimpico è lo stadio dove si accende la fiamma, olimpico è un momento unico, non è tutto olimpico, perché se tutto è olimpico è come se tutti si chiamassero Papa, è la stessa cosa. E quindi neanche noi del comitato organizzatore possiamo usare la parola olimpico. Ecco che allora in alcune situazioni ci troviamo in difficoltà perché chi con buona volontà e buona fede si associa attraverso agli emblemi oppure a certe parole ci vede costretti in qualche modo insieme alle istituzioni a intervenire. L'altra caratteristica dei giochi è che tutto questo si finanzia senza dare visibilità ai partner. Gli Olimpiadi sono l'unico evento, lo vedete nella parte di sinistra, dove non ci sono marchi di aziende. Coca-Cola deve mettere le bottiglie nel campo di gara senza marchio e investe $700 milioni. È diverso dai campionati del mondo, è diverso da qualsiasi discussione ci troviamo a fare con qualsiasi azienda che invece investe nello sport in base alla visibilità. Quanto mi vedono? Qui invece è cosa stai facendo. Stai lavorando sull'economia circolare? Stai lavorando su un'infrastruttura di tecnologia all'avanguardia? Stai facendo delle attività particolari? Stai lavorando sul biocarburante? Stai pensando a un futuro migliore? Ma non quanto mi vedono, ma cosa faccio. Ecco che il cosa faccio diventa importante ed è il mio invito a tutti quelli che fanno parte di questo progetto, vogliono far parte. Dire che cosa stai facendo. Chi può dire che cosa stai facendo? Sono 3 realtà. Il comitato organizzatore, che io freno al massimo nel dire qualcosa. Perché? Perché il comitato organizzatore fra 2 anni non ci sarà più e non è la realtà che si interfaccia con le persone. Le realtà che si interfacciano con le persone sono 2, gli enti, i partner istituzionali e le aziende che rendono possibile questa attività. Sono loro che devono portare il messaggio olimpico, ma devono portarlo perché se non lo portano loro perdono il privilegio che hanno di essere gli unici a poter fare questa cosa. Quindi il comitato organizzatore, come ho detto prima, deve cercare di stare alle spalle di tutto questo, essere di servizio e aiutare. Chi sono i partner istituzionali? Li conoscete bene, non sto a listarli, direi. Va bene. Per vostra informazione, in questo momento 9 aziende globali hanno scelto già di finanziare il progetto Milano Cortina 2026. Un'azienda che si occupa di ospitalità
è l'azienda che ha deciso di supportare l'esperienza trasversale per quanto riguarda le attività di ospitalità. Un'azienda che si chiama Ottobock sostiene tutta la parte di supporto agli atleti paralimpici dal punto di vista tecnico, e questo è il mondo internazionale che ereditiamo. Come vedremo dopo, è uno degli attori importanti poi per capire come partecipare ai giochi. Dall'altra parte ci stiamo muovendo e grazie a Dio ci stiamo finalmente svegliando e avendo risultati. Queste sono le realtà italiane che oggi hanno già scelto di condividere il nostro progetto. Sono realtà, come vedete, importanti, sono marche importanti. Perché sono marche importanti? Perché la difficoltà progettuale è tale da non permettere di non avere l'eccellenza. È impossibile che qualcuno che non ha la dimensione, le risorse, le strutture, le persone possa fare i giochi. E quindi è un cerchio che si autoalimenta dal punto di vista qualitativo. Oggi eravamo a discutere con una realtà che distaccherà tutto il suo dipartimento progettuale aziendale per progettare i giochi. Perché questo è il modo di nuovo di fare le Olimpiadi. Tutti questi cosa possono fare? Devono stare attenti, come dicevo prima, a cosa dicono, a come lo dicono, perché l'obiettivo è promulgare il messaggio. La forza di questo progetto è l'altezza di questo messaggio dal punto di vista sociale. E quindi, cara Coca-Cola, cara Eni, se tu vuoi partecipare a questo gioco ed associarti a questo progetto, devi rispettare queste regole. Non puoi dire compra il carburante, corri più veloce. No. Devi cavalcare questi assiomi e queste linee di lavoro che fanno parte di quello che vogliamo dire attraverso questo progetto. Li vedete listati, sono molto alti, sono aspetti sociali e valoriali, ai quali si aggiunge un pezzo che è quello che l'edizione vuole dire. Nel nostro caso Milano Cortina 2026. Personalmente credo, da un punto di vista visivo, che questa sia l'accezione migliore per trasferire e condividere con voi quello che sto dicendo, se posso. Devo cliccare sopra? Sì? No. Cosa succede? C'è qualcuno da intervenire? Deve cliccare, sì. Faccio partire io? Non c'è. No. Questo è un problema. Vabbè, ve la racconto. La facciamo partire a voce. Questo è uno spot di Procter & Gamble, di P&G, che voi trovate su YouTube. Uno degli spot. È lo spot di maggior successo collegato ai giochi. Ha avuto una visibilità di miliardi di visioni da parte del pubblico. Che cosa dice questo spot? Fa la storia di quello che una madre fa per seguire suo figlio, da piccolo fino a un certo punto. E a un certo punto il figlio esce da una porta di una gara di sci, ma non è una gara di sci qualunque, sono le Olimpiadi. Esce o fa un volteggio nel pattinaggio, ma non è una gara qualsiasi, sono le Olimpiadi. E lo stesso spot, anziché avere quella porta olimpica, avesse avuto qualsiasi altra porta di qualsiasi altro evento, non avrebbe avuto lo stesso impatto emotivo e lo stesso risultato nei confronti del pubblico, perché il significato a tutta quella storia viene data da questa firma, che sono i significati dei giochi. Questa è la logica da seguire per tutti, anche chi non può usare direttamente gli anelli olimpici, perché i progetti che abbiamo visto prima, e poi vedremo adesso le modalità per in qualche modo portare il significato dei giochi, devono cogliere questo momento per raccontare, anche senza cerchi, l'eccellenza della propria attività, con coraggio. Non è l'uso del marchio che determina chi sono e cosa voglio dire, è quello che sono. E in questo momento il nostro paese, le nostre realtà territoriali hanno un'aggiunta dell'attenzione legata al significato dei giochi. Per fare quello che dicevo in logica di coinvolgimento abbiamo fatto una sorta di outing in questo ultimo anno. È cambiato un po' la prospettiva, che è passata dal facciamo, ma cosa facciamo? Quantitativamente siamo sempre insignificanti. Creiamo dei formati.
Diamo la possibilità alla gente che vuole partecipare ai giochi di usare questi formati e delle situazioni che permettono ai giochi di essere un valore aggiunto rispetto alla loro quotidianità. E quindi abbiamo creato questa piramide di engagement che partirà questo autunno, che verte su 3 pilastri fondamentali. Il primo è materiale educativo che vuole essere messo a disposizione di tutti per dire qualcosa ai giovani. Ed è il progetto Education. È un progetto che parte insieme al Ministero, è già partito in teaser quest'anno. Il materiale disponibile sarà disponibile per tutti per essere usato per mandare messaggi di un mondo migliore verso i giovani. L'hanno sposato 4.000 oratori in Lombardia, giusto per fare un teaser. 4.000 persone dentro gli oratori con 50 bambini ognuno, che ha parlato di giochi, dei significati dello sport. Soltanto per dare così, nell'immaginario, io dico sempre, cosa succede se con la CEI facciamo un accordo a livello nazionale. Però è un modello, non siamo noi a fare, noi diamo il materiale. Il secondo programma è legato al mondo culturale, che tatticamente, strategicamente è stato scelto di usare verso i più scettici. C'è un 9% che non ci vuole bene, non è contrario, ma non gli interessa. Il 9% è una percentuale bassissima e non ci sono haters, non ci sono persone che odiano i giochi. Però abbiamo detto proviamo ad andare a prenderli. Come? Lavorando col Ministero, anche qui proponendo un format per la partecipazione a chi si prodiga per commutare magari una creatività culturale in una logica più legata allo sport. Il terzo progetto è un progetto aperto a tutta l'Italia. È un progetto in cui dice se tu, ente, comunità, cioè realtà rappresentata da una persona che rappresenta a sua volta più persone, vuoi celebrare i giochi, se tu parli di sport o fai sport, se tu celebri la sostenibilità, banalmente devi fare la raccolta differenziata. Se tu celebri l'inclusione, quindi una persona con disabilità deve poter accedere all'evento, sei il benvenuto in Italia dei Giochi. Italia dei Giochi che cos'è? È di nuovo un format che permette a qualsiasi evento sul territorio di fare un'applicazione, tra l'altro con Veneto in Action per quanto riguarda il Veneto, per ricevere 2 livelli di attestazione. Poi lo vedremo, uno che può essere la regione, oppure un vestito che arriva trasversale da tutta Italia. Se all'interno di queste comunità vieni e sei interessato come individuo a entrare in relazione con i giochi, puoi diventare un fan. E una volta all'anno celebreremo questa cosa, quest'anno il 2 e il 3 novembre, all'interno di uno spettacolo e di un evento che vuole di nuovo parlare di giochi e di questo progetto a tutta l'Italia e a tutto il mondo. Questo è un esempio di quello che accadrà a breve. È un esempio di format di comunicazione che la Fondazione metterà a disposizione degli enti, degli stakeholder, per dire tutti insieme qualcosa in un certo momento. L'abbiamo fatto per il -3, lo faremo adesso a breve, ho spoilerato una cosa in diretta, lo faremo per il -2, lo faremo per la mascotte, lo faremo per dire che le squadre partecipano a Parigi, lo faremo per dire delle cose assieme. E qui la logica è di mettere questi formati a disposizione, aperti da diritti, per l'utilizzo da parte di chi può associarsi, come vedete, con i marchi. Questi formati possono essere anche declinati sui territori in maniera diversa, perché non tutti possono usare i marchi, ma per esempio gli enti, le province, i comuni che fanno parte dei territori ospitanti hanno il privilegio di avere i territori ospitanti, che stanno facendo sacrifici, che possono usare i cerchi. Quindi questi formati, questo l'ho fatto io, mentre l'altro l'hanno fatto dei grafici, vi fanno vedere la modalità del come le realtà territoriali possono partecipare ai giochi. Questa potrebbe essere una locandina in tutti gli esercizi commerciali della provincia di Belluno, che in qualche modo celebra i giochi, parla dei giochi e attesta anche il fatto che il territorio sostiene questo percorso. Questo è già fattibile, lo possiamo portare, l'abbiamo, tra virgolette, deliberato. Un altro modo per tutti è quello di mettere a disposizione i propri spazi pubblicitari. Quando io faccio una newsletter, se ho uno spazio sul sito, non ho bisogno di avere i cerchi. Posso mettere a disposizione della regione, per esempio, i miei spazi per parlare di Veneto in Action oppure per parlare di giochi e di quegli eventi di Veneto in Action che fanno parte dei giochi. Questo è un altro modo indiretto per usare i cerchi in termini di marketing e di comunicazione.
La terza parte è un invito a partecipare ai partner dei giochi. Loro, come dicevo, non hanno visibilità e quindi tutti cercano di farsi vedere attraverso le loro attività, sovente anche creando un look and feel che appartiene ovviamente alla singola azienda. L'ultima parte è quella di usare tutto quello che c'è di ufficiale. Vedete che ci sono diverse modalità che permettono a tutti di avere i giochi presso le proprie realtà, dall'ufficio all'esercizio commerciale, senza aver bisogno, tra virgolette, di andare a toccare i paletti e i perimetri che dal punto di vista contrattuale, come ci siamo detti, noi dobbiamo rispettare per creare valore. In questi giorni, probabilmente, non so se qualcuno dei presenti, sono state spedite 500 inviti a aziende selezionate per partecipare al programma dei licenziatari. Anche qui, per esempio, non abbiamo un modello di denaro, abbiamo un modello di coinvolgimento. Dimmi quanto credi nei giochi e in virtù di quanto tu ci credi e del business plan che mi fai, ti chiederò di asseverare questo tuo impegno. Quindi quali sono i punti di attenzione? Uno, per tutti, e questo è di nuovo una derivata che ci portiamo dietro dalla legge e dagli obblighi contrattuali. Fare attenzione a non usare impropriamente e a rispettare i partner e gli stakeholder. 2, non usare soggetti di terzi parti. 3, attenzione perché nel momento in cui le persone che sono collegate a noi vanno fuori da questo perimetro, c'è una legge pesante che è stata fatta dallo Stato italiano, che è la legge olimpica, che paradossalmente interviene attraverso le forze dell'ordine in maniera forte e coercitiva. A Torino è successo purtroppo, nonostante il fatto che la fondazione o gli enti abbiano avvisato gli astanti, e purtroppo ci sono state delle situazioni scomode. Quindi il nostro obiettivo è quello di comunicare per evitare di avere dei problemi, ma dall'altra parte di creare valore assieme. Questo è un altro caso che è capitato, d'accordo, che crea problemi a tutto quello che stiamo dicendo, ma è soltanto, insomma, per sorridere anche un po' e darvi il segno del perimetro. Quindi l'invito nostro è a fare. L'invito nostro è a fare e a dire qualcosa di importante, perché abbiamo l'attenzione del mondo e dopo Parigi esploderà. Esploderà solo per un motivo, perché saremo i prossimi veramente. Non ci saranno giochi estivi, non ci sarà niente, ci saremo noi. Milano Cortina 2026, sulla bocca di tutti. Secondo, tutte le realtà che si rivolgono al pubblico, soprattutto i grandi spender, inizieranno a comunicare. Coca-Cola, Procter & Gamble, Eni, che fino a Parigi, staranno attenti a Parigi, dal 1° di settembre del 2024 parleranno dei giochi. E quindi tutti sapranno dei giochi. Per partecipare a questa cosa ho molti strumenti. La Regione, in questo lavoriamo con la Regione per supportarla, è il coordinatore, tra l'altro, di queste attività, soprattutto verso le attività che avete visto prima collegate a Veneto in Action, ma anche il referente per tutto, assieme alla Fondazione. Terzo, un invito. Chiedete a tutti quelli che vogliono partecipare di avere nella propria offerta commerciale qualcosa collegato ai giochi, attraverso i canali disponibili, e ce ne sono veramente tanti. Con questo ho concluso. Grazie. Eccoci qua. Eccoci, scusate, ero sotto ad ascoltare. Grazie ai nostri 3 relatori. A questo punto chiederei alla regia se, visto l'orario, non c'è tempo forse per le domande dal pubblico, se possiamo andare avanti. Se c'è qualche domanda da parte del pubblico, i nostri relatori sono a disposizione. Le ultime sue parole accennavano che le offerte commerciali, io rappresento un consorzio di promozione turistica, di invitare tutte le imprese che fanno una proposta commerciale, di legarla anche al fatto che possiamo utilizzare un qualcosa, un marchio, un riferimento
che verranno in vacanza dove si terranno le Olimpiadi. Questo è possibile? Possiamo richiedere un'autorizzazione per poi tramite la DMO, tramite la provincia, l'assessorato al turismo, un ente locale di coordinamento, sia presentato il tutto sempre nello stesso modo in collaborazione? Voi dite che i giochi sono dei luoghi dove si fanno. Questo è possibile? È possibile attraverso il cappello della Regione, che può coordinare e normalizzare e portare i cerchi, in virtù del proprio ruolo, all'interno di qualsiasi esercizio commerciale. La faccio semplice. Se il dottor Gasparin, eccetera, renderà disponibile il formato che stiamo dicendo a tutti gli enti, oppure addirittura un prodotto, un poster, d'accordo, che può essere incorniciato presso il mio albergo, presso il mio negozio, presso il mio ufficio, con Regione Veneto, Regione ospitante e il messaggio che il territorio vuole dare, questa cosa è un modo per avere i cerchi e i giochi all'interno di qualsiasi struttura. Se invece io da solo, in mia autonomia, voglio usare quel marchio, che cosa succede? Due fatti. E le dico il perché. Uno, come vengono usati? Da qualcuno in maniera eccellente, ma da molti in maniera completamente indiscriminata. E questo creerebbe un sacco di problemi. Secondo, se ci fosse una parcellizzazione di questo tipo, siccome i marchi sono l'unico valore che questo progetto può dare o alle istituzioni o ai marketing partner, il valore sarebbe zero. E quindi non ci sarebbe più la possibilità di finanziare questi progetti. Allora la modalità qual è? La modalità è quella di avere un'immagine coordinata, di parlare di chi fa i giochi e dei territori che fanno i giochi, attraverso qualcosa di distribuito, che possono essere o le attività istituzionali oppure i prodotti. Io ho comprato poster al Museo Olimpico di Cortina, per esempio, li ho attaccati nell'ufficio, d'accordo, ma ce ne sono di tutti i tipi che celebrano i valori, celebrano quello che io voglio dire. Il mio invito, faccio ancora una piccola digressione. Parlando con degli albergatori, ho invitato tutti a dire: ma tu che albergo sei? Sei un albergo green? Dillo a prescindere dal fatto che hai 5 cerchi o un marchio delle Olimpiadi, perché in questo momento quel tema ha un interesse globale a prescindere dall'utilizzo del marchio, ma abbi il coraggio di dirlo. Se sei un'eccellenza, dillo. Non ti preoccupare del marchio. Il marchio viene sovente interpretato come un'attestazione di qualità, ma non deve essere interpretato come l'ISO 9001 o 27001 per la sicurezza. È il contrario. Il marchio è un attestante di quello che tu vuoi dire. D'accordo? Sono due cose diverse. Come devi farlo se non sei una delle realtà, tra virgolette, autorizzate, ma ripeto, autorizzate in origine da quando ci siamo candidati, cioè l'Italia, i territori, nel momento in cui hanno detto ai movimenti io mi muovo, hanno presentato questo perimetro perché protegge il valore del marchio e non lo parcellizza. Ma come avete visto ci sono diverse modalità. Quindi la risposta è sì, come attraverso delle tecniche che non sono io uso il marchio. Grazie. C'è qualche altra domanda? Su questo vorrei dire solo una cosa. Prego, la Regione sta lavorando adesso su un piano di comunicazione coordinato. Sta lavorando anche a un brand manual che dovrà essere utilizzato da tutti i soggetti che entreranno a far parte della programmazione Veneto in Action. Quindi abbiamo un confronto sistematico con la Fondazione Milano Cortina. La logica è quella però di fare declinare sul territorio una serie di azioni guidate nell'ambito della cornice regionale che può legittimare anche l'utilizzo di immagini e di marchi in grado di valorizzare il territorio e l'evento mondiale contemporaneamente. Posso fare un secondo esempio, scusate, ma mi è capitato l'altro ieri di parlare con una realtà in Veneto che sta operando per conto di un comune, che sta facendo ingenti investimenti per quanto riguarda l'infrastruttura Verona legata al fatto di ospitare i giochi. E la domanda era: posso usare il marchio per parlare, per dire delle cose, perché io sto facendo investimenti importanti. E io ho provato a girare la domanda: ma cosa ti serve?
E la risposta è stata, è particolare che nel momento in cui Verona deve essere bellissima perché c'è la stazione operistica, eccetera, ci sono i buchi nelle strade, nelle piazze, eccetera. E quindi io, che sono quello che si fa vedere al pubblico, rischio e anzi mi tirano le pietre. Quindi sto lavorando per qualcosa di buono, ma mi tirano le pietre. Ma quindi il tema non è usare il marchio. Il tema è che tu devi dire che stai facendo una cosa nobile. Ma il Comune di Verona può usare i 5 cerchi, può usare la creatività che avete visto e può dire: noi celebriamo il mondo con i giochi, ci crediamo, stiamo lavorando per questo. E di fianco questa realtà ha la sua realtà imprenditoriale, che è quella che sta realizzando quell'opera. E in questo modo, credo forse, per esempio, abbiamo fatto capire che i sassi, nel caso di prendere qualcun altro, perché non sono loro i committenti, ma soprattutto si crea una modalità di comunicazione. E il mio invito è stato, in tutte le reti che circondano i buchi, mettete questa comunicazione, parlate di giochi, dite perché state facendo questa cosa e stiamo facendo questa cosa. Quindi è una modalità indiretta, in questo caso, d'accordo, che sta all'interno del perimetro anche del messaggio che vuole essere dato e dall'altra parte permette in qualche modo di risolvere un problema. Questo deve essere l'indirizzo. Grazie. Direi che a questo punto possiamo concludere. Ringrazio i 3 relatori per tutto quello che ci avete raccontato. Adesso un applauso. Adesso tocca a noi, tocca al territorio. Grazie ancora. Grazie a tutti, grazie al Comune di Belluno che ci ha ospitato, alla Regione Veneto e alla Fondazione Cortina per la realizzazione di questo evento. Buona serata a tutti. Grazie.